Ma direi di sì, io parto da una premessa perché forse poi magari queste partite non si giocano solo a livello tecnico ma anche a livello mentale. Avendole vissute da giocatore posso dirvi che a volte perdere una partita come quella di Valmontone domenica scorsa in quel modo può in qualche modo influire dal punto di vista negativo sulla partita successiva. Se avessimo vinto a Valmontone oggi credo che non avremmo avuto grossi problemi. Chiaramente venendo da due sconfitte i ragazzi un po' di pressione l'avevano. Chiaramente poi dopo ne parlerò e non capisco perché tutta questa pressione. Loro sinceramente hanno fatto una gran partita, però anche un po' per demerito nostro. Loro hanno fatto anche canestro magari con uomini su cui avevamo fatto altre scelte. Però la squadra nonostante tutto hanno trovato anche canestri difficilissimi, momenti in cui potevamo sempre ritornare sotto. La squadra in un certo momento, certo, la mossa di Rossi playmaker insieme a Montanari ha fruttato tanto, anche perché Gianmarco ha preso molta fiducia, ha giocato per se stesso, giustamente per le sue conclusioni e per la squadra. Nonostante la difficile situazione di falli, i ragazzi ci hanno sempre creduto fino al termine della partita e pur non giocando brillantemente ma hanno vinto una partita col cuore e credo che questa partita ci possa dare comunque una buona spinta per il proseguo.